Nuovo buongiorno a tutti voi da Telefriuli, bentrovati a questo appuntamento in diretta con A voi la linea. Sono circa 18.000 su un totale di 200.000 i lavoratori ultra cinquantenni che nella nostra regione risultano sprovvisti di Super Green Pass e che quindi da oggi non potranno accedere al luogo di lavoro. Un obbligo che comunque ha incentivato la vaccinazione nell'ultimo periodo agli over 50, come ha confermato ieri la segretaria di Udine Bassa Friulana della CISL, Renata Della Ricca, in occasione dell'assemblea congressuale che si è svolta a Tricesimo. Assemblea congressuale oggi a Tricesimo, quali sono stati i temi? Oggi abbiamo fatto la seconda assemblea congressuale. I temi che abbiamo trattato sono i temi di questi 4 anni, in modo particolare la pandemia, il welfare, la sanità, le pensioni per i nostri lavoratori che arrivano a fine mandato anche lavorativo, che non riescono ad andare in pensione, ma in modo particolare abbiamo parlato del PNRR e come questi soldi che arriveranno dal livello nazionale come verranno spesi anche all'interno della nostra regione e nel nostro territorio. Scatta l'obbligo per gli ultra cinquantenni di avere il Super Green Pass al lavoro. Ci sono già i numeri, sappiamo chi ha il Super Green Pass e chi no. Abbiamo avuto anche tante persone cinquantenni che hanno prenotato la vaccinazione. Infatti molti stanno aspettando adesso anche la seconda dose. Abbiamo ancora dei temerari che non si vaccinano, ma anche nelle nostre tesi congressuali oggi abbiamo ribadito l'importanza di vaccinarsi. Noi l'abbiamo detto sempre, ci crediamo nel vaccino perché il vaccino ha permesso di continuare la nostra economia, continuare nel mondo del lavoro e a tutelare tutti i lavoratori. Già noi vedevamo nelle grandi aziende, quando facevano i tamponi, erano pochi quelli che entravano con il tampone, gran parte, un buon 90% ha già la vaccinazione. Quindi diciamo che un 10% invece manca. Un 10% manca. Possiamo parlare anche di colf e badanti per quanto riguarda il Super Green Pass. Sappiamo quante sono in regola e quanti potrebbero essere le problematiche legate all'anziano che viene appunto seguito da una badante. Allora, come abbiamo ribadito noi questa mattinata di lavori, bisogna valorizzare, incentivare l'assistenza domiciliare, perché una ottima assistenza a livello territoriale porterebbe via anche tanti codici bianchi dei pronto soccorso. Le badanti all'inizio erano senza vaccino, oppure c'era il problema perché erano vaccinate all'estero e il loro vaccino non era riconosciuto. Quelle che noi seguiamo e che seguiamo anche con i contratti di badanti ad oggi sono vaccinate, anche perché le famiglie hanno paura a far assistere i propri anziani da persone che non sono vaccinate. Quindi si sentono maggiormente obbligate. Esatto, si sentono obbligate a fare il vaccino, perché chi non si è vaccinato ha perso anche il posto di lavoro. E quante, se possiamo dire, un numero di chi ha perso il lavoro per mancanza del vaccino? Un numero preciso non saprei dirtelo, però tante sono rientrati nei propri paesi perché non volevano vaccinarsi. Ieri allo sportello del hub vaccinale dell'ente Fiera, dedicato alle problematiche legate allo scaricamento del Green Pass, c'è stata una notevole affluenza. Il servizio sarà attivo anche domani dalle 14:30 alle 18:30 e poi giovedì dalle 9 alle 12. Ora vediamo com'è andata per alcuni utenti nella prima giornata dedicata a questo servizio. Marino ha più di 80 anni, non si direbbe, perché complimenti davvero, è di Udine, lei ha fatto 3 dosi di vaccino ma ha una problematica. Sì. Qual è? La problematica è che sul mio Green Pass c'è scritto 3 di 2, non 3 di 3, per cui quando lo scansionano risulta valido in Italia per me, però se io devo andare all'estero, per esempio a trovare mio figlio in Austria che abita là, non è valido, viene fuori il baffo rosso. Allora io non mi ero neanche preoccupato, guardandomi mi dice mio figlio: ma guarda che tu lì il Green Pass ce l'hai non esatto, no? Per venire devi fare. Mi sono interessato col Ministero della Sanità perché ho un po' di tempo, sono in pensione, mi sono interessato con delle persone gentili dell'ospedale
praticamente ho saputo che è un problema del sistema informatico. Abita qui adesso? Abita qui e sono 55 anni che ero in Francia. Era in Francia, quindi il problema è legato alla tessera sanitaria, gliel'hanno risolto? Mi hanno risolto il Green Pass, ma la tessera sanitaria devo aspettare carte della Francia. Voilà. Almeno il Green Pass ce l'ha, Sì. quindi è più tranquilla. È più tranquilla, così posso andare girare in posta alla banca, se no non vado da nessuna parte. Signora, qual è il suo problema? Perché è qui allo sportello? Allora, un semplice errore nella trascrizione del numero delle dosi, che pur avendo fatto le 3 dosi, sul certificato, sul cartaceo, appare semplicemente 2 dosi. Quindi lei spera di risolvere questo problema? Sicuramente sono molto disponibili, mi pare. Però lei adesso era bloccata con il Green Pass di fatto? No, non avevo problemi nel presentare il Green Pass, però mi sono accorta che sul cartaceo c'è questo errore. La signora è qui per un problema invece che riguarda il Green Pass del marito. Sì, mio marito ha avuto il Covid a aprile, quindi ha avuto il certificato di guarigione, poi ha fatto la dose, quella bastava una dose sola, a luglio e a settembre, perché tra persone fragili doveva fare comunque richiamo, era previsto. E adesso ci siamo accorti che sul Green Pass pare 2 dosi di 2, invece c'è di 3. Quindi a marzo lui scade il Green Pass. Nonostante 3 dosi. Certo, sì, alla fine è la dose booster quella che ha fatto a settembre. Quindi adesso spero di risolvere, anche perché ha più di 50 anni per andare a lavorare. Però è ancora valido il suo. Spero che risolvano, insomma. Meno male che c'è questo sportello proprio per... Fortuna, perché chiamare è una cosa pressoché impossibile. In bocca al lupo. Grazie mille, grazie. Il caro bollette mette in ginocchio gli imprenditori. In una palestra di Fontanafredda il conto di luce e gas a gennaio segna oltre 5.000 euro, che rappresenta il triplo rispetto a un anno fa. Il titolare spiega che in questo modo diventa impossibile continuare a lavorare. Il dramma delle bollette del caro energia sta colpendo tantissime attività. Siamo alla palestra Askesis di Fontanafredda con Mario Bolognesi, che è il titolare. Anche qui le bollette che sono arrivate fanno paura. Ecco, dopo tanti mesi di chiusura, dopo tanti sforzi, adesso vi trovate anche con questo problema. Ma, purtroppo sì, adesso io sono ancora sotto shock dalla bolletta perché è raddoppiata proprio in tutti i sensi. Io pagavo 2.500 euro, adesso mi è arrivata una bolletta di 5.000 euro. È mensile, quindi ogni mese 5.000 euro per riscaldamento e luce, direi che è mettere in ginocchio le imprese a questo punto, perché sì, lavoriamo, ma lavoriamo già contingentati, il numero di clienti sono inferiori rispetto a prima, in più questo caro delle bollette è ingestibile, perché uno può sopportare dei mesi, ma non si può andare avanti così. Ecco, anche nel confronto con gli anni precedenti sono addirittura più che raddoppiate. Sì, io adesso ho fatto dei confronti velocemente perché l'altro giorno purtroppo mi sono arrivata questa bolletta da 5.000 euro, mi ha lasciato veramente basito. Qui nessuno ci dà una mano, ormai il governo, la gestione di tutto è andata all'aria, per cui non si sa neanche a chi rivolgersi per avere degli aiuti, perché i famosi ristori abbiamo visto, come ho detto in precedenti servizi, ben poco. E briciole per quello che abbiamo perso noi in queste attività. L'attività è ripartita, però anche i clienti saranno minori rispetto a prima, insomma, per i distanziamenti, la capienza e anche un po' la paura di qualcuno di venire in palestra. Ma sicuramente ho perso una buona fetta di clientela e purtroppo la fortuna vuole che comunque i clienti stanno tornando e mi hanno aiutato sicuramente a ripartire, perché altrimenti non credo ce l'avrei fatta. Adesso stanno tornando, purtroppo i numeri devo contingentarli perché chiaramente gli spazi sono quelli che sono, quindi io negli orari di punta faccio entrare 25-30 persone al massimo per tenere distanza. Come si fa a pagare queste bollette? Si rateizza, ci si inventa qualcosa, si deve chiedere un prestito, cosa si fa? Bella domanda. Adesso vediamo, sto facendo dei conti perché ancora la bolletta mi è arrivata venerdì, quindi sono ancora così in stand by.
Certo, rateizzare vuol dire che il prossimo mese me ne trovo un'altra, quindi sarebbe il gatto che si mangia la coda, non credo sia il sistema migliore. Prestiti, già abbiamo dovuto sopportare di tutto e di più, fare il famoso mutuo dei 25.000 euro garantito dallo Stato, quindi sobbarcare altri prestiti per poi pagare delle bollette lo trovo veramente vergognoso. Si finisce per lavorare, per pagare la bolletta, quanto rimane poi in cassa alla fine del mese? Sì, oltretutto, ripeto, noi siamo un'associazione sportiva, quindi l'IVA non la recuperiamo da nessuna parte. E già quello è un costo per noi veramente importante, nelle bollette, in tutte le cose che acquistiamo, l'IVA noi la perdiamo tutta. In più dover lavorare per pagare delle bollette, il gioco non è che vale la candela alla fine della fiera. Io ci provo, ci ho provato, continuo a essere caparbio alle mie cose e spero di aver ragione alla lunga. Qual è la speranza che arrivi che tipo di aiuto dal governo? Ma che blocchi questi aumenti in maniera spasmodica, che non trovano una logica e diano una mano alle imprese o abbassino l'IVA o una detassazione in qualche forma, insomma, visto che i ristori abbiamo capito che sono stati proprio una presa in giro, detta francamente, perché quello che è andato alle imprese è imbarazzante. Una piccola pausa e poi torniamo con la seconda parte di A voi la linea. Nelle prime ore di questa giornata una forte scossa di terremoto e 2 piccole repliche sono state registrate tra la Val Alba e la Val d'Ogna. Siamo andati al Centro Ricerche Sismologiche di Udine per capire un po' di più su questi recenti movimenti tellurici. Diversi friulani si sono svegliati questa notte per una scossa di terremoto. Possiamo dare una breve descrizione di quello che è successo? Abbiamo avuto un terremoto di magnitudo 3.4 alle 3:20 di questa notte, profondità 13 km, quindi chiaramente percepito dalle persone nell'intorno dell'epicentro, che era compreso fra la Val Aupa e la Valfella, in prossimità della Val Alba, per capirsi. La zona è notoriamente sismica, in passato abbiamo avuto diversi terremoti, anche di magnitudo superiore a questo. La scossa di questa notte è una classica scossa che si colloca nella sismicità di fondo della pedemontana friulana. Alla scossa principale sono seguite nell'immediato diverse repliche di magnitudo inferiore, le più importanti di magnitudo 1.2 e 1.1 questa mattina alle 7:10. Le ultime scosse più rilevanti sono state registrate lo scorso anno ad ottobre, vero? Sì, la sismicità più rilevante del Friuli sono state proprio le scosse di Leggio, nel Tolmezzino, registrate a fine ottobre. La scossa principale il 21 ottobre di magnitudo 3.8 e la replica seguita il giorno dopo di magnitudo 3.3. Anche queste sono scosse tipiche della zona, che già in passato ha subito e sofferto eventi sismici di magnitudo comparabile. Le scosse nel Reggiano non c'entrano nulla con questa faglia. Le scosse nel Reggiano sono delle scosse che testimoniano che la catena alpina è ancora attiva e la sismicità friulana è proprio l'espressione di questi movimenti non ancora conclusi, e quindi a grande scala possiamo dire che tutti questi fenomeni sono tra loro legati. Nel contesto reale in realtà non possiamo dire che le scosse del Reggiano della settimana scorsa abbiano innescato questi terremoti friulani di questa notte. Esco un attimo dal contesto, si parla tanto ultimamente di nucleare. Noi vicino al Friuli abbiamo una centrale nucleare a Krško. È pericolosa? È una zona sismica anche quella? Potremmo aspettarci delle scosse, diciamo, rilevanti in quella zona? Per quanto ne so, la centrale nucleare di Krško è stata costruita una quarantina di anni fa. La zona è sicuramente sismica, ma è caratterizzata da bassa sismicità. Per quanto riguarda la pericolosità sismica, quindi i terremoti che noi possiamo attenderci in quell'area, sono terremoti di magnitudo contenuta. Per quanto invece riguarda il rischio che noi abbiamo degli incidenti o delle malfunzionamenti legati alla centrale, sono cose da valutare attentamente
considerando anche la vulnerabilità della struttura che io non sono in grado assolutamente di valutare. E ora andiamo in diretta da Isabella Gregorato per sapere quali sono le ultime novità che escono dalla Giunta Comunale di Udine. Buongiorno Isabella, a te. Buongiorno Francesca, accanto a me c'è il vice sindaco Loris Michelini, perché oggi in giunta è stato approvato un intervento che finalmente metterà sia in sicurezza e renderà fruibile il campeggio. Ricordiamo il campeggio che si trova alle porte di Udine, praticamente al confine con il comune di Pasian di Prato. Pomo della Discordia per anni, inutilizzato per anni, realizzato negli anni 90, quindi da più di 30 anni è lì che aspetta di essere utilizzato in qualche modo. Quindi a che cosa avete pensato? Allora, la cosa più importante da dire è che finalmente partiranno adesso i lavori per la parte fognaria e il collegamento praticamente delle acque reflue che era il Pomo della Discordia, e proprio per questo non ha mai potuto partire questo che è un campeggio che negli anni 90 rappresentava un grosso investimento. Noi siamo riusciti a mettere d'accordo il Comune di Pasian di Prato e il CAFC, che realizzerà questo collegamento idrico-fognario per poter fare in modo di dare la possibilità a queste società che entreranno a far parte della gestione del camping di poter adoperarsi per poter avere già i sottoservizi a portata di mano. È una portata storica questa, perché dopo 30 anni che si parla, stiamo agendo da un anno e siamo riusciti a portare a casa questo investimento, ma soprattutto questo accoglimento da parte del Comune di Pasian di Prato che ci dà la possibilità di poterlo fare. Dopo seguirà un altro intervento nostro all'interno, proprio una pompa dopo che sta fatta la fognatura, e poi potrà il gestore, che ha vinto già in precedenza la segnalazione che avevamo fatto per poter vedere se potevano entrerà e farà degli investimenti e finalmente verrà aperto, e quella volta penso che suoneremo le campane, ma questa volta abbiamo agito e soprattutto abbiamo dimostrato cosa vuol dire agire e intervenire, più che parlare, perché parlare serve veramente a poco. Bene, ringraziamo il vice sindaco Loris Michelini e parliamo di nuovi eventi, un nuovo grande evento previsto a Casa Cavazzini, perché a partire da dicembre Casa Cavazzini tornerà nuovamente a ospitare una importante rassegna e ci saranno sempre gli stessi organizzatori, quindi avete optato per la continuità. Sì, perché prosegue con successo il progetto Udine Grandi Mostre. Abbiamo tagliato per la prima mostra la forma dell'infinito, il traguardo delle 30.000 presenze, questo è già un motivo di grande soddisfazione. Ricordo che la mostra finirà il 27 di marzo e quindi un invito a tutti per non perdersi questa grande opportunità di recarsi soprattutto durante la settimana, perché i fine settimana abbiamo già i limiti della capienza, ma nel frattempo abbiamo progettato assieme al Comitato di Leggio e quindi sempre curata da Don Alessio Geretti la seconda edizione di questo grandissimo evento che si svolgerà da dicembre 2022 fino ad aprile 2023, che avrà un tema sempre di riflessione filosofica e spirituale che ancora stiamo definendo. Il percorso sarà simile, quindi sempre con altissimi contenuti artistici, con una cinquantina di opere che arriveranno dai più prestigiosi musei al mondo e che quindi diamo continuità a questo progetto che è importante non solo dal punto di vista artistico, non solo dal punto di vista spirituale e filosofico, ma anche per il ritorno economico a tanti operatori della città che, augurandoci che questa epidemia vada scemando, possono finalmente tornare ad avere un loro equilibrio. Ecco, con noi, grazie all'assessore Franza, e con noi è anche l'assessore Marioni, per parlarci del rinnovo della convenzione con 14 praticamente scuole dell'infanzia private, quindi che danno manforte a quelle comunali. A quelle comunali, indubbiamente abbiamo rinnovato anzi la convenzione per il triennio 22-24 delle scuole autonome dell'infanzia associate alla FISMA, riconoscendo l'importante funzione, è vero, che esse svolgono proprio nel
potenziare e integrare quella che è l'offerta dei servizi formativi per l'infanzia nel comune di Udine. Ecco, abbiamo detto che sono 14 l'importo che verrà corrisposto. Ecco, l'importo è di 390.000 euro all'anno nel triennio e quindi per un totale di 1.170.000 euro. Questo naturalmente servirà al funzionamento delle scuole, ma quindi anche a tenere in un certo senso calmierata la retta che i genitori devono pagare, e quindi noi riteniamo di aver dato un notevole contributo al funzionamento di queste scuole, che sono una risorsa preziosa per la città di Udine. Bene, ringraziamo anche l'assessore. Ringrazio Paolo Bassi per le riprese qui a Palazzo Daronco, dove è tutto. Restituisco la linea allo studio. Grazie Isabella, è stato presentato il bando per l'edizione 2022 del Premio Fondazione Friuli Scuole, organizzato dal Premio Friuli Storia e dalla Fondazione Friuli. Rivolto tradizionalmente agli studenti delle superiori, per la prima volta potranno partecipare anche quelli delle scuole medie, con gli elaborati che dovranno essere presentati entro il 15 maggio. Parte anche quest'anno il Premio Fondazione Friuli Scuole, che è rivolto agli studenti delle superiori e ha come obiettivo quello di stimolare lo studio e l'importanza della storia per i nostri ragazzi. Mai come in questo momento è importante guardare il passato per comprendere le difficoltà di oggi, e nella scuola italiana la storia ha un ruolo forse troppo ridotto. Anche per questo, assieme all'Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale, la Fondazione Friuli continua a promuovere questa iniziativa. In cosa consiste? Consiste in un bando, in un premio destinato a chi intende scrivere un breve saggio, una breve relazione, che quest'anno ha come titolo Il Friuli nei secoli e nel mondo. Quindi rivolto alla storia della nostra regione, è rivolto alla storia dei nostri territori, di Udine, è rivolto alle scuole di Udine e di Pordenone, e ha anche una parte, come negli ultimi anni, dedicata invece a prodotti di carattere multimediale, come servizi fotografici oppure video, oppure anche opere d'arte. Ecco, queste due modalità, una relazione scritta che voglia ricostruire in qualche modo ciò che è stato nel passato nella nostra regione, e invece un'opera che utilizza gli strumenti, diciamo, visivi e iconologici per raccontare la medesima storia. Il bando è rivolto a tutti gli studenti e speriamo che questo serva a invogliare a studiare la nostra storia e il nostro passato. Io ho presentato questo elaborato che era inerente al campo di concentramento di Gonars, che non è un evento molto conosciuto sia a livello quindi locale, quindi friulano, ma anche a livello nazionale, perché lo stesso confrontandomi perfino anche con gli insegnanti ma soprattutto anche con i ragazzi, nessuno aveva l'idea dell'esistenza di questo campo, che era proprio italiano, non era all'estero come quelli di cui si ha maggiore conoscenza. Io ne ho appreso l'esistenza perché i miei nonni mi hanno trasmesso queste testimonianze, quindi questi ritratti che erano stati fatti dagli internati presenti all'interno del campo nel periodo di reclusione, e che erano stati loro donati da un'amica che ha deciso di condividere con loro e quindi di consegnargli questa testimonianza, e mi hanno colpito incredibilmente per via dell'abilità, perché in questo campo non c'erano solamente prigionieri di guerra o prigionieri politici, ma c'erano veri e propri artisti, musicisti, anche persone appartenenti a importanti orchestre e che avevano tutto un filone culturale che andavano ad abbracciare. Ho partecipato alla categoria di ricerca storica presentando il percorso umano e professionale di Tina Lagostena Bassi, celebre avvocatessa delle donne vittime di stupro e soprattutto parte essenziale nelle lotte dei movimenti femministi avvenute negli anni 70 in Italia. Ho scelto di concentrarmi sul documentario Processo per stupro, che è andato in onda per la prima volta nel 79 sulla Rai, alla quale Tina Lagostena Bassi ha partecipato come avvocata di parte civile.
Ho scelto questo argomento perché da sempre colpisce la mia sensibilità, a tratti anche sconvolgendomi. Infatti ho conosciuto realtà di donne lontanissime dalla mia, dalle quali ho preso delle lezioni di vita essenziali che adolescenti come me, che hanno sempre avuto una vita serena e tranquilla, dovrebbero apprendere. Noi siamo molto contenti come Bearzi di partecipare a questo premio della Fondazione Friuli Scuole, perché per la prima volta anche un po' ci sperimentiamo con la storia nella scuola media per partecipare a un concorso. Incroceremo la storia delle famiglie dei nostri ragazzi con la storia del Friuli. Penso sia una cosa molto bella, dove un po' i nostri ragazzi toccheranno con mano la storia del Friuli. Per oggi è tutto, grazie per aver seguito A Voi la Linea, arrivederci.